Buonasera a tutti, anche da parte mia, grazie al nostro Presidente per queste parole, grazie a voi per la presenza sempre numerosa. Un cordiale saluto anche da parte mia a tutte le autorità qui presenti, già menzionate dal nostro Presidente, a tutti gli alpini qui presenti, in particolare gli alpini del gruppo di Codroico, a cui va ancora una volta il nostro augurio per il 95esimo di fondazione del gruppo e così ringraziamenti per la loro attività che riguarda l'intera comunità codroipese e naturalmente per il sostegno che sempre hanno dato e continuano a dare al nostro lavoro. E per quanto ci riguarda, come già anticipato dal nostro Presidente, quest'anno abbiamo avuto modo di proporre diversi concerti qui a Codroico, interagendo con diversi cori e in momenti davvero intensi e gratificanti per tutti. Ebbene, per la nostra annuale rassegna dell'8 dicembre, che da decenni ormai è appuntamento fisso nel calendario degli eventi non solo corali, ma oserei dire a tutti gli effetti culturali di Codroico, per la nostra rassegna, dicevo, ci siamo voluti fare un regalo speciale, invitando il coro Castelli Conegliano diretto dal maestro Giorgio Susani. Il suo curriculum lo potete leggere sul retro del volantino di sala, è in formato ridotto perché nel suo formato originario non potrebbe essere contenuto in un foglietto, tanto è denso di progetti che questo coro ha prodotto e di premi nazionali che ha ottenuto nel corso degli anni. Avrete dunque modo di ascoltare uno dei vertici delle formazioni corali della Nuova Italia. Venendo ora alla nostra esibizione, come siamo soliti fare ormai da diversi anni, abbiamo pensato di proporvi alcuni brani che, sebbene appartengano a diverse tradizioni culturali e musicali, sono in qualche modo legati da un filo conduttore intorno al quale abbiamo voluto costruire questo concerto corale. Come dicevo prima, questa nostra rassegna rappresenta la conclusione, il culmine di un percorso che ci ha visti protagonisti per buona parte dell'anno qui a Codroico, con concerti dedicati più specificamente ai campi alpini e di montagna, per cui per dare un differente valore e tenore alla serata, senza riproporre queste medesime tematiche degli appuntamenti precedenti, abbiamo pensato di dedicare la parte di esibizione che ci riguarda alla riflessione sulla speranza, tema cardine del Giubileo che sta ormai volgendo a termine. Sarà dunque la nostra una meditazione in un certo senso alternativa rispetto al classico concerto alpino. Ciò nonostante, come spero potrete percepire, dell'alpinità si sentiranno ugualmente esaltati i suoi valori cardini. Per iniziare questa nostra riflessione, come tradizione per il giorno dell'Immacolata, apriamo con un brano dedicato a Maria, che proprio della speranza è uno dei simboli per eccellenza. Ave Maria Teresa.
Ci addentriamo ora più in profondità nella nostra meditazione sulla speranza. Per parlare di speranza, per calare questo concetto nell'attualità, è necessario, a nostro avviso, prendere consapevolezza che il momento storico che stiamo vivendo è forse più di altri contraddistinto dall'immagine della crisi. Una crisi via via declinata, a seconda dei casi, in ambito politico-sociale, economico, bellico, epidemiologico, climatico, ma che riguarda sempre di più anche la coscienza dell'essere umano. Ebbene, se volessimo sintetizzare in una sola parola questa nostra crisi moderna, insieme esteriore e interiore, il vocabolario biblico ci suggerisce un termine, Mabul, tradotto il diluvio universale. Come recita la Genesi, tra le cause scatenanti il Mabul, il diluvio, vi è la perversione della terra causata dall'uomo, una perversione ormai irreversibile che necessita quindi di una cancellazione e di un riavvio del sistema. Ancora più nello specifico, secondo un Midrashim, un commento ebraico, la causa scatenante del Mabul sarebbe da riscontrare nelle chiese, ossia nella disonestà, o meglio ancora nella capacità di molti uomini di stare appena al di sotto della soglia della punibilità. Lo possiamo riscontrare anche nel nostro Mabul moderno, dove a livello ecologico vediamo per esempio tanti abusi edilizi, deforestazioni, avvelenamento e uso improprio dei terreni, mentre a livello etico-morale ci stiamo abituando a un linguaggio sempre più amplificato da social, talvolta anche dalla politica, contraddistinto da volgarità e falsità. Tutte cose che idealmente sarebbero da condannare, ma che col tempo vengono accettate come normali. Ecco che per evitare le acque della condanna, la soglia della punibilità viene posta sempre un gradino più in alto, pur sapendo che prima o poi i gradini finiranno e l'inondazione sarà inevitabile e definitiva. Dunque il diluvio, il Mabul, si scatenò per cancellare non la creazione in sé, bensì una creatura corrotta divenuta ormai incapace di gestire la propria libertà nei confronti degli altri uomini e nei confronti della terra. Non è questa però una condanna a morte dell'intera umanità da parte di un Dio giudice severo e vendicativo, perché, come sappiamo, a salvarsi è la famiglia di Noè, descritto come giusto nella sua generazione. Una volta resettato il sistema corrotto, il sistema può essere infatti ripristinato solo a partire da un giusto, capace di garantire di nuovo il patto di libertà e responsabilità dell'uomo con il creato. In conclusione, quella di Noè è a tutti gli effetti una narrazione di speranza, e commentare la sua vicenda, tra i tanti che seguiremo, potrebbe a nostro avviso fornire utili spunti per affrontare e superare anche le nostre crisi moderne. Veniamo per l'appunto al secondo brano, un brano che risale alla seconda guerra mondiale e che contiene una preghiera di un prigioniero di guerra, il tenente alpino Italo Stani, che proprio in un campo di prigionia avrebbe trovato la morte. Il suo grido di speranza per un ritorno a casa, per il raggiungimento di un porto sicuro, potrebbe essere stato idealmente innalzato dallo stesso Noè sull'arca, mentre era scossa dalle acque impetuose del Mabul. Come viandante sperduto, anche Italo Stani si imbatté in un diluvio, ma il suo spirito navigava al sicuro, in un'arca di nobilissimi valori, quali l'amor patrio e il generoso altruismo, che gli avrebbero valso il conferimento della medaglia d'oro al valor militare, finché la morte. Signore,
fu, come sappiamo, la colomba, che inizialmente gli recò una foglia d'olivo, segno che le acque si erano ritirate, e che poi scomparve definitivamente, segno che il mondo era di nuovo pronto a ospitare la vita. Ora, in ogni crisi c'è il rischio di soccombere, adagiandosi in una normalità che si sa essere falsa, ma che è anche molto comoda. Tuttavia, se ci si impegna a volgere lo sguardo oltre la crisi, attraverso le tante colombe che sempre si manifestano, benché siano difficili da vedere, si può sempre riconoscere i segni della vita nuova. Al termine del diluvio, Noè non rimase intrappolato nella memoria del diluvio stesso. Al contrario, la sua mente e i suoi occhi vennero illuminati dalla luce di speranza della colomba. In fin dei conti, anche se le nostre vite saranno sconvolte da tante crisi, di noi resteranno i ricordi luminosi di quei momenti unici che avranno alimentato di gioia e serenità la nostra anima. Resterà la luce. Finora, parlando di Noè, è stato fatto solo un vago accenno all'arca, che pure è l'elemento principale della storia. Secondo il testo biblico, l'arca, Tevah in ebraico, misurava 30 cubiti di larghezza, 300 di lunghezza e 50 di altezza. Ebbene, tenendo presente che per la cultura ebraica ogni lettera corrisponde a un valore numerico e viceversa, queste misure corrispondono alle lettere Lamed, Shid, Shin e Nun, che legate insieme compongono la parola Lashon, ossia linguaggio. In sostanza, l'arca equivale alla parola. L'arca è la parola pura con il suo proprio significato. Leggendo in questi termini, dunque, il mischiamento delle acque di sopra con le acque di sotto, che secondo la Bibbia dà origine al diluvio, deve essere interpretato con la perdita di significato delle parole, dove cioè le parole che in origine hanno un significato alto vengono degradate a un valore più basso, mentre le parole volgari vengono viceversa nobilitate. Per tornare
Un abuso non è più un abuso se si convince la gente a chiudere un occhio. Un insulto è legittimo se a pronunciarlo è un uomo che riveste un'alta carica di governo. Le fake news sono accettate se sufficientemente divulgate e così via. Ecco dunque il diluvio, il Mabul, che appunto deriva dal verbo hit balbere, mischiare, confondere. Ed ecco l'arca, il necessario luogo di rifugio dove l'uomo che vuole salvarsi dal diluvio conserva il vero significato delle parole. Per questo motivo, secondo la Bibbia, l'interno dell'arca è precisamente diviso in scomparti, perché tutto abbia di nuovo il suo posto, perché così si preservi il vocabolario umano dell'etica e della responsabilità, che sono le vere e necessarie basi della libertà. Solo prendendo coscienza dell'arca, solo se le nostre vite si fanno davvero tabernacoli di significato, possiamo a nostra volta, come Noè, uscire dall'arca verso il mondo. Solo così possiamo dare di nuovo un senso al nostro ruolo di custodi della bellezza del creato. L'ora della sera. Come sappiamo, svariate culture religiose hanno una propria storia del diluvio, anche molto più antica rispetto alla Genesi. Quale sarebbe dunque la specificità del racconto biblico? La specificità sta nel fatto che, mentre altrove si parla del diluvio come punizione divina, evidenziando così il dramma di una distruzione inevitabile in cui l'uomo non può nulla, il testo biblico si focalizza al contrario su chi si salva dal diluvio, fornendo cioè istruzioni per non soccombere al diluvio stesso. Quella di Noè, il giusto nella sua generazione, non è una figura eroica, assoluta. Noè è una figura umanamente raggiungibile da chiunque mostri un senso dell'etica e della responsabilità. Non a caso gli vengano concessi 120 anni per costruire l'arca, perché chiunque nel corso di un'intera esistenza potesse accorgersi di ciò che stava accadendo attorno a sé. Per riprendere quanto ho detto prima, la vicenda di Noè ci è dunque utile per capire come salvarci dal nostro diluvio.
Una volta compresa la necessità di andare oltre la crisi, oltre il Naul, dovremo costruirci la nostra arca, ben isolata, entrarci e attendere il momento giusto per uscire e dare un senso nuovo alla vita. È un cammino impervio, assolutamente controcorrente, ma custodisce l'unica fiamma di speranza per il futuro dell'uomo e della terra. È in fondo come il cammino di Giuseppe e Maria alla ricerca di un riparo dove poter accogliere la nascita di Gesù, la parola fatta carne, per antonomasia, il portatore di significato nel mondo, il cammino. È interessante notare che il termine ebraico tevah, che in Genesi indica l'arca di Noè, è utilizzato una seconda volta in Esodo per nominare la cesta in cui venne posto il neonato Mosè per essere salvato dalla persecuzione del faraone. E sappiamo cosa significò il salvataggio tramite questa piccola arca per il popolo di Israele. Secondo una bella intuizione di R. di Luca, benché non sia menzionata con questo termine, vi sarebbe da considerare anche una terza tevah, una terza arca, capace di portare a compimento di significato le due precedenti. La mangiatoia, su cui secondo il Vangelo fu adagiato Gesù in fascia. La vicenda di Noè è pertanto pienamente figura e anticipazione della venuta di Cristo. Come l'arca doveva contenere e preservare il significato delle parole che al di fuori di essa siano corrotte, così la mangiatoia avrebbe contenuto e preservato la parola nella sua accezione più alta. Facciamo dunque attenzione al Natale, lungi dai sentimentalismi e dalle tante luci colorate,
Natale dovrebbe essere per tutti un monito, un ritorno costante al punto di partenza, un manuale reset, dove pur immersi nel Mabul delle nostre vite, siamo chiamati a contemplare la vera arca di speranza. A nome del coro sezionale Naudine e gruppo di Codrogo, grazie per l'attenzione con questo ultimo brano, Gaudete. A voi tutti un augurio sincero di buone feste di Natale. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra numerosa presenza. Ormai questo concerto è atteso, è un evento ed è sempre un piacere ritrovarci qui per farci gli auguri in prossimità delle feste e vivere questi momenti emozionanti, intensi, di cui dobbiamo dire grazie al coro sezionale ANA, gruppo di Codrogo, e quest'anno è stata una piccola cavalcata così tra diversi appuntamenti che hanno punteggiato tutto l'anno, dei quali l'amministrazione comunale è particolarmente contenta di aver potuto dare una mano e collaborare. È stato un anno intenso sia per il 40esimo che per il 95esimo del gruppo, e la cosa che a me piace sempre sottolineare è la capacità di tutti gli eventi alpini, anche un concerto nel quale noi in qualche maniera assistiamo, ma sicuramente usciamo da qua con uno sprone poi a realizzare, a metterci in moto anche noi come sanno fare loro. E per una comunità è una pila di energia veramente preziosissima. E quindi anch'io mi unisco all'invito che ha fatto il Presidente del coro prima di metterci in moto e soprattutto anche riuscire a trovare le strategie per trasmettere alle nuove generazioni questa capacità di fare, di prenderci cura
e scelgo questa parola dall'arca del linguaggio, delle parole di cui ci hanno parlato anche loro nelle presentazioni, la cura, che è non solo lenire, come può essere un'ora e mezza, 2 ore di concerto, sicuramente tutti stiamo pensando un po' meno ai nostri problemi quotidiani, e già questa è una cosa positiva, ma poi anche la cura nel fare le cose, nel prenderci cura, nel farle con attenzione come sanno fare loro. Grazie ancora agli alpini, io faccio a tutti quanti voi gli auguri per buone feste da parte di tutta l'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Guido Nardini, e ancora grazie a voi per la presenza e buon Natale e buone feste a tutti. Chiedo al Coro Castello con un attimo di pazienza, ecco, perché introducendo la serata il nostro Presidente ha giustamente menzionato tutti i maestri che nel corso di questi 4 decenni di vita del Coro hanno dato, ecco, la loro impronta a questa formazione. Ci sembra dunque doveroso, ecco, rendere loro un omaggio concreto. E chiedo dunque al maestro Francesco Fasso, qui in rappresentanza anche dei maestri per diversi motivi hanno potuto essere presenti, di raggiungere il Coro per ricevere il giusto segno della nostra città. Grazie per essere stato parte fondamentale di questi primi 40 anni della nostra storia. Rassegna corale, grazie mille. Ma non è finita qui. Non è finita qui, dicevo, perché oltre ai maestri passati ne abbiamo altri 2 che sono presenti qui da ben 15 anni, o forse oltre 15 anni, che reggono in un bellissimo duumvirato questo coro, hanno dato la loro impronta, la formazione e ci hanno fatti diventare quelli che siamo oggi, per cui non li possiamo lasciare andare via a mani vuote. A Massimiliano Moreno, il nostro grazie sincero